Amici del Calcio a 5, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Cagliari Women Roma Calcio a 5. Rossoblù e giallorosse portano la sfida che ieri ha animato il campionato Under 19 nella Serie A Tesis. Si incrociano a distanza di 5 posizioni in classifica, settima. La squadra del Cagliari, allenata da Moreno Giorgi, arriva con il secondo posto, alle spalle chiaramente del CMB Futsal. Invece la Roma di Seli Gallardo, 39 punti, oggi vuole distaccare ancora un po' nella seconda piazza disponibile nella graduatoria della Serie A Tesis. Il Bitonto lo ha fatto anche vincendo per ora gli scontri diretti, uniche 2 sconfitte infatti per le giallorosse sono arrivate contro il CMB, schiacciasassi, la squadra capolista con 48 punti sui 48 disponibili conquistati nelle prime 16 giornate. Oggi vuole arrivare invece a -6 dalla vetta. La Roma arriva da un buon percorso, il 9-1 addirittura nell'ultimo weekend con la doppietta di Bertè, e praticò la tripletta di Tampa e il gol anche di Ceccobelli e Simongini. Il Cagliari che invece ha trovato la sconfitta nell'ultimo weekend, quello giocato in trasferta ad Altamura, 4-3, un 4-3 però molto particolare, perché addirittura nella metà di secondo tempo è arrivata la rimonta da 3-0 a 3-3, poi non sono riuscite Virdis e compagni a quantificare qualcosa a livello di classifica. Cagliari che dunque torna in casa, ultima al Palaconi, quella persa contro il Falconara 5-4 2 settimane fa. Prima invece l'ultima sconfitta in trasferta, l'ultima vittoria in trasferta contro il Molfetta 7-4, che adesso consente al Cagliari di essere in pieno piazzamento per i playoff. Sono 16 i punti per le rossoblù, sono 16 anche per la Lazio, ieri in campo contro la Kick-Off, vittoria per 7-2 delle biancocelesti, che dunque consentono al Cagliari di viaggiare comunque a +3 rispetto alla Kick-Off. Al momento fuori dalla corsa per i playoff. Sarà una corsa per i playoff tutta da animare anche nell'ultimo mese e mezzo poi di campionato, con tanti scontri diretti. Il Cagliari che tra una settimana, tra l'altro, andrà proprio in casa della Kick-Off per cercare di distaccare ancora un po' i propri colori in questo accesso possibile alla post-season. Rossoblù oggi in campo con il quintetto che vede Tonga in porta, davanti a lei Virdis, Filipa Mendes, Coquito Galvez e Aresu. Invece in campo per la Women Roma Calcio a 5 ci sono Vanelli, dall'altra parte l'altra laterale sarà Narcisi, davanti Praticò, l'ultima sarà Bertè, ovviamente davanti ad Ana Testari. Oggi torna dal primo minuto in campo il miglior portiere dell'ultimo mondiale giocato nelle Filippine. Pronti, partenza via. Inizia Cagliari-Roma con Virdis che tocca da Tonga, subito alta, segnato ieri all'Under 19. Calciano bene Bertè per fare subito 1-0. 10 secondi effettivi. Bastano 2 tocchi alla Women Roma Calcio a 5, giallorosse subito avanti. Il gol dalla sua area di Adri Bertè, 1-0 al primo pallone giocato in avanti da Cristina Tonga. Ha cercato lei di segnare, adesso ripropone lo stesso schema, la stessa costruzione la squadra di Moreno Giorgi, con il lancio da portiere a portiere. Ana Testari raccoglie facilmente Tonga, che ieri ha segnato il gol del 2-0 nel finale 2-1 del Palaconi tra Cagliari e Roma nel campionato Under 19, con il gol prima di Dessì a chiudere acqua fredda la giallorossa, che non è riuscita a portare punti. Un Cagliari Under 19 adesso sempre più capolista nel suo gruppo, il girone C. E allora parte con l'handicap la 16ª giornata della Serie A Tesis per il Cagliari, con il gol di Bertè ad andare subito sull'1-0. Vanelli qui recupera e tocca per Narcisi. Bertè
Centrale, Praticò, scarico ancora dalla 8, Vanelli in banda contro Virdis, non vuole andare all'1 contro 1, Bertè imbuca, Narcisi non trovata, palla fuori. Gioca corto, Tonga, poi lo scavino di Mendes, regalo per la Roma, gestione Vanelli, tacco, c'è la chiusura di Simona Resu, concede solo l'angolo, questa volta il Cagliari, con la giocata di Gabi Vanelli, anche lei protagonista nell'ultimo mondiale, è stata utile con 3 gol per il passaggio del turno, poi la corsa chiusa per la nostra nazionale, non per il Brasile, con Tampa oggi a riposo per la Roma. Ancora Tonga da Resu, Mendes lato Virdis, gioca in parallela, trovata Coquito Galvez anche su Bertè, non passa invece contro Narcisi, la testa di Coquito, sputa via il pallone, Bertè ripulisce, Vanelli adesso sì che è isolata in banda sul mancino, veloce anche per la porta, Gabi Vanelli chiude troppo l'ex laterale di Pescara e Kickoff, ultimo anno con 15 reti. Oggi sono già 12 in stagione. Il tacco di Virdis, tunnel poi di Aresu che non ha abbastanza per passare contro Narcisi, ripulisce e poi scarica. Vanelli, Bertè. Ancora la numero 6, cerca soluzioni. L'ex Foligno, Narcisi orizzontale, doppio scambio, chiuso. In banda, sposta su Virdis, Aresu butta fuori il pallone. Adesso tanto possesso per la Roma dopo un avvio con il Cagliari a proporre il pallone davanti. Lo ha fatto sin da subito, infatti ha perso poi il possesso e sappiamo bene com'è andata. Addirittura a 19,50 dalla fine del primo tempo. Tonga a sinistra, sempre pronta a portare il pallone e a giocarlo in avanti. Virdis qui non può tenerlo in campo. Una scelta rivedibile questa del Cagliari con la classe 2008 poi, che aveva un pallone complicatissimo da ripulire e infatti non c'è riuscita. Male la Roma, Virdis per puntare la porta, Praticò, evita guai peggiori, poi Narcisi ha altri problemi, qui rischia tantissimo la squadra di Steli Gallardo, anche pronta una rivoluzione se non totale quasi, con 3 cambi ordinati dal tecnico ex Tiki Taka. Il primo per mettere in campo Tampa, gioca il primo pallone centrale, Bertè ancora dalla 5, sposta contro Virdis, poi scarico, Bertè in angolo, non trovata Narcisi, anticipo positivo di Filipa Mendes. Gioca Narcisi all'indietro, Vanelli, sostituzione anche per lei, dentro Ceccobelli, Bertè, protezione, sovrapposizione di Tampa ignorata, ma Narcisi scava davanti con il pallone che adesso risbuca. Ceccobelli carambolata, Bertè sul muro di Coquito che prende una botta importante, di sicuro stava meglio prima, ma quantomeno evita il tiro in porta di quella che è per ora la match winner per la Roma. Tampa, partenza contro Virdis, riesce a passare la 5 solo per un attimo, Coquito verticale, Virdis non ci arriva, la Roma ritrova il pallone, Tampa all'indietro, Ceccobelli cerca l'imbucata, non può eseguire, poi Bertè, adesso la palla verticale c'è ma è imprecisa. Aresu, Mendes rischia anche un po', Virdis verticale, Pellegrini gioca così il primo pallone, chiusura di Bertè.
Rimessa laterale per il Cagliari che prova però a riaffacciarsi nella metà campo offensiva. Lo fa anche alzando il portiere. Tonga, stop anche per la porta. Calcia Tonga! Lo fa molto meglio rispetto a quanto fatto a 10 secondi dall'avvio. Primo pericolo per Sestari, palla out. Orizzontale Tampa, trovata Ceccobelli, lei capitana, non poteva che essere così dopo ormai tanti anni con la maglia giallorossa, protagonista assoluta delle ultime stagioni in Serie B, 2 anni fa addirittura con 25 gol. Mendes spara verticale, trova solo Sestari. E allora Tampa si è buttata davanti, Masini dentro anche lei per Gallardo. Tampa in banda sul mancino, potente ma centrale, blocca Tonga, uscita a sinistra con Virdis che deve gestire un pallone molto complicato. Verticale, uscita positiva, Pellegrini, tacco, campo spalancato per Virdis, chiusura di Ceccobelli, duello tra capitani vinto dalla 4 che poi ha perso il pallone. Virdis cerca l'ultimo passaggio, chiusura decisiva di Bertè, prova ad accendersi Alice Virdis. 5 gol al secondo anno in Serie A per la 2008, quest'anno anche con la fascia braccio. Lascia Pellegrini, Furno, il pallone forte sul secondo nella zona in cui non c'è nessuno. Appoggio di Tampa, Ceccobelli, tocca così, aiuto di Masini, il fallo di Mendes, il primo per la portoghese, il secondo fischiato al Cagliari. Orizzontale Ceccobelli, Tampa, verticale, pratico, restituisce ancora la campionessa del mondo dal suo capitano Ceccobelli dentro Tampa, calcia molto forte con il blocco di Praticò. Era arrivato comunque il fischio sulla giocata della numero 10, allora sarebbe stato inutile il destro di Tampa, comunque positivo a spaventare Tonga. Filippa Mendes può puntare in banda, 2 contro 2, questa volta il blocco è di Furno. Con la Roma che può andare in transizione, Tampa sposta contro Virdis anche sul mancino, il piede della 11 oggi in maglia bianca. Tampa forte dentro Tonga con un salvataggio fatale per evitare il gol del 2-0. Pellegrini, giocatona, 2 contro 0. Furno mette in porta, il Cagliari torna sul livello del mare con un'altra giocata importante di Pellegrini. Oggi non segna, assist utile per Anita Furno, 1-1. Dal potenziale gol del +2 della Roma al gol dell'1-1 del Cagliari segna Furno, il secondo nella sua stagione, il secondo in questo pomeriggio per fare subito il pareggio, un gol importante come era stato decisivo invece dall'altra parte del campo l'intervento di Cristina Tonga ad anticipare Praticò sola davanti alla porta, sola davanti alla porta anche Furno. Ceccobelli, destro smorzato, Pellegrini, Mura, c'è almeno la rimessa per la Roma con il destro del 4 che sarebbe comunque uscito. Tocco corto, Vanelli calcia ancora molto bene da quella parte, può essere certamente un fattore, ha segnato un gol da una zona simile, ovviamente un po' più avanti nel derby vinto poi 1-0 proprio con la sua rete
nel primo tempo da Gabi Vanelli. Qui Pellegrini tira sulla testa del secondo arbitro, che è Matteo Ottaviani di Trieste, del primo arbitro in realtà, Gianluigi Squilletti di Campobasso. Stava meglio prima, però c'è il chiarimento della miglior marcatrice, la francese, arrivata a Cagliari quest'anno, Ceccobelli. Vuole andare dentro, Narcisi sul piede di Pellegrini. Pratico. Vanelli, 1 contro 1 su Aresu, rischia tanto Vanelli, alla fine la Roma l'ha persa comunque. Ceccobelli non trova uno stop tutt'altro che scontato. Brava Pellegrini a pressare in maniera energica. Tonga si stacca, poi in buca, buona palla, Pellegrini passa, Pellegrini, Sestari, a rimbalzo Aresu, anche il sorpasso del Cagliari, esordio da incubo e poi svolgimento perfetto quantomeno per ora. 2-1 con il gol di Aresu. E Tonga che diventa un fattore anche in questo secondo gol della squadra di Moreno Giorgi. Buona l'imbucata per Pellegrini, quasi assist della classe 2004 in maglia azzurra per Faustin Pellegrini. Ancora una volta non segna la numero 7 del Cagliari, ma fa segnare. Altro tap-in, prima Furno e adesso Aresu. Tonga, tanti metri. Altro pallone verticale, buono per Furno, protezione scarico, Coquito scava sul secondo, un pallone che prende controtempo l'attacco della porta di Pellegrini. A battere Aresu, salta un passaggio, si può sganciare Tonga, che poi evita problemi maggiori con le mani. Sestari verticali, Coquito ammortizza, palla lasciata per Narcisi che poi l'ha ripersa. Uscita positiva di Tonga, palla a destra, Aresu verticale, c'è il piede di Gabi Vanelli e allora pallone giocabile per Coquito Galvez. Lascia lì la boliviana, Furno sistema poi con la punta davanti, Bertè non buca l'intervento, Narcisi testa anche la sua, Furno per me. Mezzo attentato alla camera, ma per fortuna ci salviamo anche noi. Sestari si sgancia con il pallone, questa volta lei, Pratico. Gioca all'indietro, Bertè con la conduzione laterale e poi l'appoggio, Vanelli. Ancora a sinistra, Pratico. Gestisce la 10, imbucata che non filtra, Furno senza fallo. Imbucata, la sua è buona, fischiato il fallo dal secondo arbitro. Con Pellegrini che stava andando in porta o quasi. E allora punizione per il Cagliari, anche con qualche protesta quantomeno comprensibile da parte di mister Giorgi. La Roma si è già ripresa il possesso. Tampa contro Coquito, poi l'apertura, Narcisi cerca uno sbocco verticale, per te con un'offerta così così. Sestari, Bertè in banda Tampa per puntare Coquito, taglia il campo la 5, Vanelli anche sul destro, tiro murato, c'è quantomeno l'angolo per la Roma a battere Vanelli. Anche sul secondo Tampa, scelta lei, stop per la porta, Tampa, destro ammortizzato, si difende ancora il Cagliari.
Bertè, Tampa contro Vanelli, isolata, sposta, poi con il tacco lascia lì per un'avversaria. Virdis prova a ripulire il pallone, non ci riesce. Tampa con esperienza all'indietro, poi Bertè rischia di perderla in buca. Vanelli 1-2, Tampa, anzi Bertè a porta vuota chiude la numero 8, doppietta per lei. Altro pareggio, questa volta è la Roma. Trova il 2-2. Gioca Virdis, Tonga verticale, Bertè mette il piede, poi Ceccobelli prova ad allontanare il più possibile e ci riesce. La doppietta di Adrieli Bertè. Virdis fa staccare dalla porta ancora Tonga. Palla centrale, Coquito per provare a ripulire. Virdis sposta su Bertè, fallo, si continua, anzi no. Sestari, questa volta è la numero 1 della Women Roma, a staccarsi con il pallone e a invadere la metà campo avversaria. Regalo poi di Tampa che per poco non mette in porta Virdis. Alla fine Sestari quantomeno evita guai maggiori, butta il pallone, ma la Roma che per poco non regala il pallone utile per fare 2-3. Coquito lascia lì Aresu sul muro. A battere ancora Coquito, sul secondo non c'è nessuno, scavalcata Filippa Mendes. Bertè per dare ritmo ai progetti offensivi di una Roma che quantomeno ha ritrovato il pareggio. L'ha persa invece Ceccobelli, 3 contro 2 potenziale. Virdis, apertura da Aresu, Sestari, poi ancora Virdis. Bertè si sostituisce al suo portiere, annulla il gol del 3-2 di Alice Virdis. Con la grande parata di Ana Sestari dovrà ancora difendersi la Roma perché c'è l'angolo. A battere Filippa, palla corta, Virdis non trovata, altro pallone giocabile in avanti per il Cagliari che rimane negli ultimi 20 metri, lo fa con una rimessa e adesso anche con un cambio. Fuori Aresu, dentro Furno. Cambio tra le due marcatrici delle bianche. Calcia Tonga, lei non trova la porta. Sestari, Ceccobelli, Masini. In ampiezza Tampa, prova a imbucare da Bertè. Non trovata in questo caso la numero 8, doppietta per lei in un pomeriggio per ora non semplice per la sua squadra. Masini, scarico, Tampa velo, lascia per Sestari, può portare il pallone e poi aprire. Ceccobelli, si è buttata davanti Bertè, per ora ignorata. Lato lato il passaggio della capitana della Roma. Tampa, adesso isolata, sposta contro Virdis, perde il pallone.
Tornano in campo Cagliari e Roma 2-2, sorpasso e controsorpasso. Per ora il pareggio poi di Adrieli Bertè, che aveva aperto a 10 secondi dall'avvio. Stoppata la potenziale transizione di Gabi Vanelli. E allora possesso per il Cagliari con Filipa Mendes. Tonga rischia con il primo stop, trovata Coquito, vuole girarsi in angolo, usa le mani ma nei limiti della legge. Masini, il pallone è ancora della boliviana del Cagliari, lotta per il possesso che è del Cagliari. Altra rimessa, sostanzialmente un angolo quello a disposizione di Furno. Corto, Coquito addosso a Masini. Adesso sì che c'è l'angolo. Furno, scarico, Virdis, rotazione per Coquito, la 11 anche per sfruttare il blocco di Furno. Sposta con Ceccobelli, Virdis con il destro sul muro di Masini. La Roma allontana il Cagliari, che ha ancora il possesso. Filipa Mendes, sempre da Tonga, verticale Pellegrini, palla fuori. Ceccobelli, tampa Vanelli, rientra su Furno, poi tampa ammortizzata da Alice Virdis. Ancora il destro rispedito al mittente di Tampa. Vanelli ricostruisce con il suo portiere Sestari nella metà campo del Cagliari per sfruttare quanti più secondi possibili. Per la porta Sestari alza una mano, Tonga concede solo l'angolo alla Roma, che prova adesso a costruire qualcosa per tornare avanti. Vanelli, palla scavata al volo Tampa. Narcisi da ultima gestisce sul pressing di Pellegrini. Sestari, altro pallone per lei. Replay della situazione di prima, perché va nella metà campo avversaria. Calcia Sestari, questa volta meno bene rispetto a quanto fatto con la punta qualche secondo fa. Furno, Mendes, Furno non riesce a gestire con calma la centrale del Cagliari, con il pallone rispedito dall'altra parte del campo, e la Roma che gioca. Pratico, 1-2 con Bertè, non chiuso. Narcisi, lo scarico, Vanelli 1-2 chiuso, la 6 ricomincia con Bertè. Vanelli adesso isolata, sposta sul mancino, ancora angolo. Roma a battere con Bertè, staccata Vanelli, palla per lei non comoda per andare direttamente in porta, e allora si ritorna da Sestari. Altra conduzione del portiere della nostra nazionale, Sestari a gestire con il 5 contro 4. Scambio con Pratico, Sestari sul secondo. Era stata costruita molto bene questa volta, sì, l'azione dalla squadra di Seli Gagliardo, adesso soddisfatta con Ana Sestari. Roma che ha costruito qualcosa di importante per provare a fare 3-2, ma non è riuscita a mettere in porta il pallone. Orru gioca così, primo passaggio nel suo pomeriggio, Mendes l'ha persa, poi batte subito Bertè con la rimessa che sarà del Cagliari.
Gioca Filippa Mendes, Tonga, Pellegrini, verticale, Orru, sponda che non riesce, Vanelli va da sola, sistema, Vanelli, Tonga e poi palo, paratissima di Cristina Tonga, evita il gol del +1. La transizione di Vanelli che per poco non segna il gol numero 13 nella sua stagione, sarebbe stato anche un aggancio nella classifica delle migliori marcatrici. Faustin Pellegrini sul secondo, ancora il pallone della Roma, questa volta Bertè, la lettura positiva di Aresu. Bertè trovata questa volta, sì, praticò poi il velo della 10, recupero di Filippa Mendes, Pellegrini l'ha persa, 3 contro 1, Bertè a sinistra, Tampa centrale, Tonga mette il piede, uscita decisiva e anche rimpallo a favore, il pallone è suo. Aresu a gestire il possesso da ultima, poi Virdis salta un passaggio, trova un buono spunto Filippa Mendes con la palla scavata dall'altra parte del campo. Aresu che per poco non ci arriva e per poco non ha la possibilità di andare dalle parti di Sestari. Bertè, Tampa, ancora Bertè in mezzo, Narcisi anticipata dalla scivolata di Filippa Mendes. Sestari invade gli ultimi metri, Tampa sgasata su Virdis e destro sul palo della campionessa brasiliana che qui vuole la deviazione, alla fine la ottiene con il signor Squilletti che rivede la sua scelta, concede la rimessa a Narcisi, scarico, Tampa, orizzontale, Bertè, verticale, praticò, protezione, Aresu vince il duello dentro la sua area. A battere Dessì, dentro anche un'altra giovane nel Cagliari. Dessì taglia il campo, prima il fischio con il fallo di Narcisi su Aresu, la possibilità per il Cagliari di andare anche direttamente in porta. Dessì a sistemare il pallone, scelta comprensibile anche perché è l'unica mancina in campo a vestire la maglia bianca, e allora andrà a cercare la porta la classe 2004 di Mister Giorgi. A battere Dessì, ha fischiato Ottaviani, lascia la 26, Virdis, il destro forte, Sestari alza in angolo, alla fine era stata una finta quella di Chiara Dessì per il destro di Alice Virdis, parato da Ana Sestari. Aresu, secondo, Pellegrini calcia molto bene di controbalzo, altro lavoro per Sestari che ha visto di peggio nella sua carriera, sì, ma che si deve impegnare su un pallone destinato alla sua porta. 4:30 alla fine di un primo tempo molto divertente sul 2-2. Virdis non trova Pellegrini, 2 contro 2, almeno potenziale per la Roma, appunto potenziale, perché praticò, non trova Bertè, cestinata, una transizione molto interessante per la squadra di Gallardo che adesso si difende sulla conduzione di Tonga. Scava il pallone, Bertè legge, ma questa volta non può fare lo scherzetto. Virdis ricomincia con Aresu, poi Dessì, orizzontale, un brutto pallone questo della numero 26. E allora gioca la Roma con la sua 6, Narcisi, Tampa, punta Dessì, rientra, Tampa forte, al centro della porta, Tonga blocca e va in transizione, Dessì non stoppa, Tampa se l'è portata fuori. Cochito all'indietro, Tonga in buca, Tampa recupera, Ceccobelli, puntata verticale, Vanelli anticipata e poi Cochito anche in transagonistica per andare
direttamente in porta dopo il recupero da ultima. Chiude troppo con il mancino. La Roma può giocare quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti effettivi dei primi 20. Tampa, sgasata, passa su Virdis, poi sterzata della 5, scarico, Vanelli suolata e destro, incrociato ma non abbastanza. Tonga ancora una volta brava a tenere lì il pallone. Vanelli corto il pallone con Tampa che avrebbe voluto il possesso prima. All'indietro ora Roma, ricomincia con Ceccobelli, Tampa in mezzo al campo, Vanelli. Poi il capitano verticale, Bertè, ricomincia ancora Ceccobelli, altro scarico, Vanelli, rotazione per mandare a lavorare da pivot. Ceccobelli ignorata, Bertè. In banda Vanelli con la suola, vuole passare su Pellegrini, poi il pallone dentro, non riesce a indirizzare nel cuore dell'area. Tonga in ampiezza, Virdis rischia tanto e poi prende una brutta pallonata con il calcione di Tonga che voleva evitare i guai. Colpisce invece la sua compagna, un po' se la ride, un po' si rammarica. Arriva a 5 falli la Roma, che allora deve stare adesso clamorosamente attenta, complicandosi un po' la vita anche in alcune gestioni rivedibili. Adesso Gallardo a colloquio con l'arbitro Gianluigi Squilletti. Sono 5 dunque i falli della Roma, sono 2 per il Cagliari che qui rischia di regalare invece il gol numero 3. Filipa Mendes, lato lato, buona palla, Furno, destro di Furno. Sestari non blocca ma fa giocare le sue compagne. Bertè si propone in mezzo Tampa, Bertè taglia il campo. Virdis con furbizia tiene stretta la rimessa. Filipa Mendes, palla scavata, Furno fa altrettanto, è imprendibile però il pallone per Virdis. E allora Ceccobelli, Vanelli, Bertè, ancora conduzione della 8, Vanelli, isolata, adesso si imbanda, rientra, non può calciare, tacco, Tampa, anticipata da Filipa Mendes, in mezzo Tampa, Bertè sposta la 5, tacco che non filtra, Filipa Mendes, recupero e rimessa che sarà sua. Adesso può giocare il Cagliari, Filipa Mendes salta un passaggio, Tonga calcia bene, Sestari sistema e va per la porta. Filipa Mendes è rientrata in tempo, vorrebbe il tocco di mano. Tampa non accontentata, fa anche il gesto quasi del bagger. Virdis sistema, poi in ampiezza, palla a metà tra Filipa Mendes e Coquito Galvez. Nel frattempo si riapre la discussione sull'ultimo contatto in area tra palla e Filipa Mendes, con Tampa a spiegare le sue ragioni all'arbitro numero 2. Il Cagliari che si salva, lettura positiva all'indietro della laterale portoghese. Adesso power play attivato da Seli Gallardo quando manca 1 minuto e 20 alla fine del primo tempo. Vanelli dentro, praticò a vestire la maglia di Sestari, liberata in banda alla 10, non forza. Bertè, Vanelli sul secondo attacca Ceccobelli, Bertè la cerca, occhio a questo rimpallo, palla lunga per Coquito, fortunatamente per la Roma
Difesa bassa del Cagliari in questi ultimi 50 secondi. Rotazione liberata Praticò, se la viene a prendere Tampa, adesso in angolo Bertè, palla centrale, la stoppata in qualche modo Virdis, che calcia anche in porta e va vicina al gol del 3-2. Non basta per ritrovare ancora il vantaggio con un po' di caos in mezzo alla sua metà campo. A 38 secondi Sely Gagliardo richiama il time out, adesso anche per sistemare la fase offensiva con il portiere di movimento dentro, ovviamente Praticò, che può essere un fattore anche per andare a segnare, ma soprattutto per liberare qualcuna lì davanti. In questo caso Bertè era riuscita anche a trovare luce per l'imbucata in aria. Una difesa adesso molto molto bassa, nei 10 metri se non qualcosa di meno, per il Cagliari di Moreno Giorgi, utile anche per lui questo time out chiamato invece dalla panchina di Gagliardo, perché al ritorno in campo ci saranno 38 secondi e sarà importante per Roma e Cagliari cercare di andare a riposo con un risultato quanto più favorevole. In un primo tempo in cui è successo un po' di tutto, la Roma è andata avanti addirittura al 10° secondo, chissà che questo non abbia anche influito poi nella veemenza del Cagliari, che nella prima metà è riuscita anche a completare il sorpasso. Prima il tap-in di Furno, poi il tap-in di Aresu, alla fine quello a porta vuota di Bertè per il 2-2 quando si ritorna in campo. Ultimi 30 secondi, gestione del pallone affidata a Bertè e poi a Tampa. Ceccobelli ancora liberata a sinistra, Bertè si va a destra, poi eccolo il pallone dall'altra parte. Praticò, Bertè in angolo Tampa, Bertè sceglie adesso la 5, scarico, Bertè nella faccia di Coquito Galvez, che si fa male salvando il Cagliari. Rialza Coquito Galvez, accompagnata dagli applausi del Palaconi. Ovviamente dovrà lasciare il campo almeno per questi ultimi 9 secondi dei primi 20 minuti effettivi. Dentro al suo posto Sveva Urru. Si siede in panchina la laterale boliviana, una stagione per ora molto positiva con 7 gol in questa prima parte di regular season, colpita all'orecchio. Adesso un po' di ghiaccio per lei. Bertè deve forzare la giocata, palla dentro di Ceccobelli, murata da Furno. Ultima difesa del Cagliari, 3 secondi per l'angolo della Roma. Ceccobelli fuori, Tampa col mancino, Tonga annulla il gol del 3-2 con l'ultimo pallone di un primo tempo molto divertente che finisce sul 2-2.
Torniamo in diretta dal Palaconi, 2-2 nei primi 20 minuti effettivi, con la Roma che era riuscita ad andare subito avanti. Appena 10 secondi per il destro dalla sua area di Adria Liberté, di fatto la seconda doppietta consecutiva per la numero 8 di Célie Gaillardo, che mandò subito avanti la Roma, poi ripresa dal doppio gol di Furno e Aresu proprio Bertè per il 2-2, che adesso fa ricominciare il secondo tempo tra Cagliari e Roma. Tampa prova a forzare la giocata verticale, non è riuscita a incidere durante il power play la campionessa brasiliana. Anche qualche rischio per Célie Gaillardo, con il portiere di movimento attivato negli ultimi secondi, nell'ultimo minuto sostanzialmente del primo tempo. Adesso si ricomincia da Sestari a sinistra, Tampa liberata ancora il portiere della nazionale. Tampa sterzata sul destro, Tampa ammortizzato il suo tiro verso la porta. Coquito rispedisce al mittente, adesso deve gestire su un pressing complicato da organizzare. Tampa, Sestari, il Cagliari deve fare una scelta con il portiere che si sta alzando molto spesso. Sestari sistema e calcia, puntata fuori. Gioca il Cagliari, Filippo Mendes rischia con Vanelli che usa il palo come sponda e poi mette in porta il gol del 3-2 come in avvio di primo tempo. La Roma tira una spallata a Cagliari anche nei primissimi secondi del secondo. Il 13° gol di Gabi Vanelli, aggancio nella classifica delle migliori marcatrici a Faustin Pellegrini. Coquito raccoglie il pallone, poi gira il pallone di prima, cross murato da Tampa. C'è la rimessa per il Cagliari, subito qualche pensiero in più nel primo minuto dei secondi 20. Qui Tampa si abbassa, ma c'è stata la deviazione della sua compagna Vanelli. Allora Sestari e le sue compagne si devono difendere. Angolo, Virdis, destro murato. Aresu, corto, Mendes, pisata dietro con Virdis isolata in banda, sposta su Bertè e poi scarica Aresu, palla scavata. Vanelli anche prima di Sestari, un po' di rischi per l'ex laterale del Pescara, concede però solo l'angolo. A battere Coquito, salta un passaggio, Aresu tira bene ma non abbastanza, destro fuori dal bersaglio grosso, con Sestari che gioca subito per Vanelli. Orizzontale, la laterale che sta decidendo questa 16ª giornata di Serie A Tesis. Bertè imbucata, Praticò restituisce, ancora la 8 litiga un po' con il pallone, Praticò fa il resto, la Roma l'ha persa. Irdis gioca in ampiezza il pallone per Coquito, non trovata. Gioca la Roma, Bertè, Tampa verticale, Praticò sponda, Tampa con la suola, Bertè, destro incrociato che esce di pochissimi centimetri, questa volta grande costruzione delle giallorosse, con Tampa molto brava a giocare con la suola all'indietro. Pericoli per Tonga che gioca verticale, lancio che trova Coquito, tiene il possesso mantenuto anche nei confini. Aresu orizzontale, Filippa Mendes uscita davanti, Virdis l'ha persa, Tampa gestisce e poi va davanti. Praticò perde il duello fisico con Coquito, 3 contro 2 a destra. Aresu, destro sbucciato sul primo palo, la parata di Sestari non blocca. Angolo
per la squadra di Giorgi a battere Aresu. Corto, Virdis sul muro di Bertè, allora transizione questa volta per Vanelli, sgasata, riesce a passare Aresu, usa la mano, giallo per Simone Aresu. È riuscita a condurre il contropiede Gabi Vanelli, stesa da Simone Aresu. Adesso il Cagliari contro la punizione di Bertè, che calcia forte ma calcia centrale. Tonga che ne aggalle il Cagliari con i piedi. Rimessa Roma, Tampa, centrale, Praticò, Velo che non riesce, Virdis, giocatona, campo spalancato, passaggio. Tampa con la punta annulla il pallone per Coquito, che sarebbe andata in porta per puntare Sestari, per fare potenzialmente 3-3, solo angolo. Coquito batte così fuori dal campo. Ceccobelli, Vanelli ancora da Ceccobelli, la 12 verticale, Pratico, duello contro Aresu, tacco dietro, Bertè, Murata, l'altra 8 Aresu, allontana il pallone, raccolto da Sestari, cambio Roma, fuori Praticò, dentro Narcisi, e giallorosse che attaccano con Sestari, Narcisi, destro forte sul primo, Tonga con una mano allontana. Anche angolo per Narcisi, che scava in mezzo al campo. Ceccobelli, stop a inseguire Bertè, sistema e poi in ampiezza Narcisi, sposta per andare anche in porta, tira lontano dal bersaglio grosso, voleva anche una deviazione l'ex giocatrice dell'Atletico Foligno, non c'è per il duo arbitrale, allora il Cagliari può giocare con la palla davanti di Tonga. Pellegrini, possesso scomodo e perso. Sistema Ceccobelli, Vanelli, uscita in banda, Bertè, pisata dietro, Vanelli non la tiene in campo. Cercata la sovrapposizione da Gabi Vanelli, può essere una giocata utile per liberare il suo mancino. Ceccobelli, chiusura importante su Filippa Mendes, poi ripulisce e scarica Bertè, verticale, Narcisi, incrocia molto bene, vicina ancora una volta la Women Roma calcia a 5 dal gol del 4-2. Con Narcisi che vuole tornare a segnare in questa Serie A 25-26. Per lei 3 reti in questa esperienza con la maglia della Roma. Rimessa per Furno, scava il pallone verticale, regalo per Narcisi che gestisce la potenziale azione offensiva. Bertè, tacco con Vanelli sul muro di Coquito Galvez. Primi 4:30 del secondo tempo con la Women Roma, che sta giocando sul ritmo molto importante. Difficoltà per il Cagliari. Ceccobelli restituisce a Bertè, ancora Vanelli, questa volta non può pensare a calciare, torna da Sestari, cambio al volo, fuori proprio lei, Gabi Vanelli, dentro Praticò, Sestari, possesso semplice, anche il blocco di Bertè, Sestari calcia Tonga per sistemare e andare anche in porta, colpisce invece il soffitto, idea molto buona di Tonga, che vorrebbe trovare il secondo gol nel giro di 2 giorni. Ieri la rete decisiva nella vittoria
dell'Under 19 rossoblu proprio contro la Roma. Tampa, uscita verticale, Praticò restituisce e Tampa viene ancora chiusa dal duo Filipa Mendes-Virdis. Angolo per la Roma che continua ad attaccare dopo il gol di Vanelli, adesso per dare uno schiaffone al Cagliari. Narcisi, forte da Tampa, attacco per aggiustare il pallone quantomeno dalle parti di Ana Sestari. Si alza ancora, poi apre Praticò, restituisce al suo portiere anche Ceccobelli a giocare da blocco. Praticò, punta che parte non bene. Furno, Virdis, Filipa Mendes. Adesso Cagliari un po' in affanno con il pallone, cerca la qualità di Faustin Pellegrini. Ricomincia Virdis, Furno, verticale, Filipa, trovata Filipa Mendes. Sbuccia il pallone, liberata adesso sì alla conclusione in area. La laterale portoghese, lei che ha dimostrato di saper fare meglio di così. Tampa, giocatona e puntata. Tonga in qualche modo trova una parata molto bella e molto importante. Altra giocata della brasiliana della Roma, vicina al gol del +2. Qui male Narcisi, male anche Virdis. Praticò, tacco, grande idea, Ceccobelli tra le gambe di Tonga. Il +2 lo segna il capitano della squadra di Seli Gallardo con Ceccobelli. La Roma trova il 4-2. Il grande assist di Praticò che fa segnare la sua compagna con la fascia decisiva. Ceccobelli per dare un po' di calma in questa 16ª giornata molto frenetica per la Roma. Trova i frutti di un secondo tempo approcciato molto bene e soprattutto con tanta creazione offensiva. Ancora l'opportunità, Praticò da sola, non riesce a girare di prima in porta. Cagliari adesso in affanno, palla diretta, Pellegrini, fisico, gira di prima. Mancino alleggerito da Tampa, bloccato da Sestari. Imbucata, Praticò, sgasata su Furno, poi protezione della 10 accompagnata all'uscita e alla fine ultimo tocco suo. Non c'è il fallo sulla pivot calabrese, che potrà comunque tornare a giocare perché il possesso è della Roma. Gioca all'indietro Ceccobelli. Tampa, Vanelli ancora dalla sua compagna brasiliana, liberata a sinistra, Ceccobelli davanti Praticò, rientra il capitano, poi imbucata, Vanelli non trovata, Pellegrini, transizione 2 contro 1, fallo ma si continua. Virdis, sistema sul mancino, gran giocata. Tampa ricostruisce il muro, perso solo per un attimo sulla sterzata della 2008 del Cagliari. Prima c'era il fallo di Praticò, anche giallo per il primo fischio a sfavore delle giallorosse. E allora si ritrova il campo, Coquito, mancino deviato da Bertè. Il Cagliari prova a ritrovare coraggio anche con queste soluzioni. Angolo e poi portiere di movimento in campo. Fuori Tonga, dentro Pellegrini, fuori Furno, dentro Filipa Mendes. Batte la portoghese, Virdis, Aresu prova a difendere con energia la Roma con Vanelli, liberata Aresu in mezzo, Mendes, puntata addosso a Tampa, a destra era sola anche Coquito. Virdis,
Ha rischiato tanto prima con l'uscita molto vogliosa ma anche un po' caotica il duo Vanelli-Bertè, che qui trova i frutti cercati. Possesso della Roma che riprende con Narcisi. Tampa deve tornare in porta Tonga. Tampa si libera sul secondo Vanelli, Tampa da sola, Tonga non blocca, Mendes evita guai e allontana. Bertè, imbucata, buona palla, Narcisi. Solo illusione del gol numero 5 nel pomeriggio della Roma. Vuole continuare a segnare tanto. Quella che prima di oggi era la miglior difesa di questa Serie A Tesis, con solo 24 gol subiti, diventano 26, ma non cambia il primato. Mendes cerca soluzioni, non c'è luce per andare in porta. Coquito in ampiezza, Aresu, Virdis a sinistra, Mendes, Virdis conduce, adesso isolata in banda, sposta su Narcisi, ultimo tocco di Narcisi, anzi no, perché c'è la rimessa dal fondo per Sestari. Vanelli, Narcisi, ancora Vanelli, palla imbucata che filtra, palla dietro, Vanelli la incastra all'angolo, prima completa la rimonta e poi riesce a infilare il gol dell'allungo sul 5-2, spallata nella Women Roma Calcio a 5 nella trasferta sarda, iniziata con tante difficoltà nel secondo e adesso indirizzata. Il time out chiamato da mister Moreno Giorgi ha bisogno chiaramente di ritrovare qualcosa dalle sue ragazze. Un avvio di secondo tempo shock con il parziale sullo 0-3 per la Roma, la doppietta in questi secondi 20 di cui restano 11:30 da parte di Vanelli, nel mezzo anche il gol di Capitan Ceccobelli. Marcature in rima per dare ancora più solidità al secondo posto di una Women Roma sempre più protagonista in questa Serie A Tesis, che poi tornerà in campo con altri 2 scontri diretti importanti nelle prossime settimane. Prima Falconara e poi Bitonto sulla strada della squadra di Sely Gagliardo. Vuole invece prepararsi al meglio per i prossimi obiettivi anche il Cagliari, perché ci sono partite in cui trovare i punti fondamentali per dare ancora più solidità al piazzamento nelle prime 8, con il trittico di gare che inizierà con la kick-off e che finirà con l'altra capitolina, la Lazio, nel mezzo anche la partita in casa contro il Montesilvano. Si riprende a giocare con il Cagliari in campo per provare a costruire qualcosa con il 5 contro 4 power play dentro Faustin Pellegrini. Virdis con vibrazioni prova a trovare uno sbocco davanti, Coquito non può arrivarci e allora mini rivoluzione anche con 2 cambi più 1. Torna a difendere la porta Tonga, dall'altra parte in campo Ceccobelli con la maglia blu. Per il Cagliari in campo anche Dessì e Furno, power play attivato da Sely Gagliardo per provare anche a congelare questo vantaggio, per passare più secondi possibili. Prova ad alzare invece il pressing il Cagliari, Vanelli, genialate in mezzo al campo, campo spalancato, Narcisi piazza con il mancino, altra parata per Tonga. Scambiano Tampa e Bertè, alza il pressing Coquito, recupero Virdis, scava il pallone quel tanto che basta, perché a metà del secondo tempo il Cagliari è ancora vivo. 5-3 con il gol
della classe 2008 con la fascia -2 nel tentativo di rimonta della squadra di Moreno Giorgi. Rimane con il portiere di movimento il possesso della Roma, vorrebbe la rimessa, il Cagliari non la ottiene. Tampa gira di prima, buona palla, Narcisi ricomincia e poi ritrova il pallone. Doppio scambio tra Tampa e Narcisi, la brasiliana all'indietro, Bertè, Vanelli in angolo, libera Ceccobelli, adesso gestione complicata per il Cagliari. Tampa taglia il campo, grande palla, Ceccobelli con il match point. Tonga con decisamente altre idee, Dessì, protezione non scontata che riesce. Ha perso il pallone, Chiara Dessì. Recupero Roma, Tampa in angolo, Vanelli 1-2, chiuso, Tampa! Non sbaglia mai la campionessa brasiliana. Distanza ristabilita dalla Roma, 6-3. Tripletta una settimana fa nel 9-1 casalingo contro l'Audace Verona. Un gol invece in questo pomeriggio al Palaconi per Tampa. Il regalo di Aresu con Vanelli che entra in porta con il pallone. La tripletta oggi è sua, quantomeno per ora, +4 Roma con Vanelli che arriva a 15 gol nella sua Serie A. Il gol di Vanelli torna a segnare dopo il digiuno nelle ultime 2 partite di campionato. Come detto, era stata invece match winner nel derby vinto 1-0 dalla sua Roma. Filipa Mendes, palla complicata e poi rischiosa, giocata in mezzo al campo. Vanelli tocca ma non riesce a indirizzare. Virdis, uscita davanti, Cochito l'ha persa, Narcisi subisce il fallo. Si chiarisce Faustin Pellegrini che poi lascia il campo a Tonga. La francese avrebbe anche subito fallo, prima però l'ha fatto su Elisa Narcisi che riceve adesso la Roma in gestione in questi ultimi 8 minuti e 40 per arrivare a 42 punti in classifica. Bertè, pisata dietro, buona idea, Narcisi riesce a passare, poi in allungo colpisce il palo. Prova ad andare con il pallone diretto Tonga, l'anticipo di Narcisi che proietta anche il 2 contro 2. Cochito chiude la porta, concede il pallone in angolo. Scavato il pallone, Pratico tira al volo molto bene ma non riesce a segnare in questa 16ª giornata dopo la doppietta nello scorso weekend. Orizzontale Narcisi, Masini va a sinistra, Ceccobelli se l'è venuta a prendere, poi Pratico ancora dalla sua compagna in maglia 4, Narcisi la tiene in campo, sì, e poi esce davanti. Furno, recupero solo per un attimo, la ripresa la Roma, Pratico!
vuole andare in porta, vorrebbe il tocco di Orru barra di Tonga, non lo ottiene il duo Praticò-Ceccobelli. Pallone del Cagliari. Orru riesce ad ammortizzare con il petto, poi Coquito non tiene in campo con la suola. Adesso molta frenesia con il pallone per un Cagliari che non riesce praticamente più ad uscire, non è riuscito soprattutto a sfruttare l'episodio del gol di Virdis come una base solida su cui costruire le proprie speranze di rimonta. Non ottiene la rimessa invece Orru con la scelta dell'arbitro numero 2, il signor Ottaviani, che lascia qualche dubbio dalla parte di Moreno Giorgi. Conduce Sestari, si sgancia ancora una volta, poi pallone buttato verticale dove non ci sono sue compagne. A sinistra Furno, Aresu non taglia il campo, Furno va verticale da Orru, protezione e scarico. Aresu con l'esterno vuole la palla in profondità, la chiedeva invece sui piedi Filipa Mendes. Roma che torna a gestire i ritmi del secondo tempo. Praticò, buona giocata con la suola, Aresu vince ancora una volta un duello che l'ha vista sempre molto attenta e che quantomeno a livello personale può creare un sorriso. Ceccobelli vuole passare su Furno, duello vinto dalla 13 in maglia bianca verso la porta. Furno fa doppietta, segna un altro gol nel suo campionato di Serie A. Anita Furno, il quarto in questo pomeriggio per il Cagliari, che adesso prova a parlarsi in maniera positiva questa scossa per dare una storia diversa agli ultimi 6 minuti e 20 del secondo tempo. Vanelli in banda, rientra contro Aresu, lato il pallone deviato, Tonga non evita l'angolo. Dentro per la Roma Acquafredda, che su questo perché ha segnato anche ieri in Under 19. Filipa Mendes accompagnata all'uscita dalla 2004 di Gagliardo, fallo di Acquafredda. Possesso Cagliari con Moreno Giorgi che rimette in campo Pellegrini. Ancora il portiere di movimento, battuta così la punizione, ma va bene. Aresu in mezzo al campo, Pellegrini, palla in banda, Filipa Mendes dall'altro lato, Virdis. Aresu va a destra, cestino un possesso quantomeno importante. Gestisce Vanelli, anche lei non trova Bertè con il pallone scomodo per la numero 8, e allora il Cagliari che potrebbe ripensare ad attaccare, ripensare anche a mettere dentro Faustin Pellegrini. Nel frattempo conduce Tonga, Filipa Mendes, giocata con il tunnel, poi cambia lato, buona idea, Aresu, stop, prepara, poi orizzontale, Virdis, isolata, punta tamba, ricomincia Filipa Mendes, il Cagliari adesso calcia con la portoghese che non trova il bersaglio grosso, ma questa volta una buona uscita delle ragazze di Moreno Giorgi con Filipa Mendes, che era riuscita a trovare anche il tunnel in ampiezza. Qui trova il pallone, caos con Tonga che fa venire un brivido sulla schiena di tutti i tifosi rossoblu al Palaconi. Virdis, transizione veloce contro Tampa, che ha un po' di esperienza e un po' di fisico in più e lo fa valere. Vanelli taglia il campo, Bertè ancora, il pallone davanti, Acquafredda ricomincia, Vanelli
in ampiezza Tampa. Il blocco di Acquafredda, l'uscita verticale di Tampa, Bertè non va dietro, Orru, giocata e mancino. Una grande giocata di Sveva Orru, 2 tocchi per saltare prima Vanelli e andare in porta poi. La conclusione di Sveva Orru anche vicina al primo gol nella sua storia in Serie A. Acquafredda, scarico da Tampa, ultimi 4:25. Vanelli, centrale, vorrebbe il pallone al corpo, l'ex laterale del Pescara, recupero della Roma con Sestari. Tampa chiede e riceve, sistema, mancino di Tampa, puntata fuori. Stanno scadendo adesso i primi 16 minuti effettivi del secondo tempo. Furno scava verticale, un'uscita molto buona quella della centrale di Giorgi, palla leggermente lunga per l'attacco a sinistra di Virdis. Vanelli scava davanti, Bertè, finta che riesce solo a metà, l'ha toccata Orru. Pallone del Cagliari, ci sarà anche un cambio per Moreno Giorgi dentro Cerbone, in campo anche Pellegrini, power play in questi ultimi 3 minuti e 48, 7-4, la Roma vuole espugnare il Palaconi, il Cagliari ha altre idee. Coquito, Vanelli ancora per la porta, è la sua serata, è la sua partita, ne fa 4 in un pomeriggio, 8-4 per la Wimer Roma Calcio a 5. Super protagonista la laterale della nazionale Gabi Vanelli. E se nel primo tempo erano successe tante cose, nel secondo la Roma riesce ad allungare in maniera prepotente, un secondo tempo molto frenetico, anche il pallone verticale voluto da Pellegrini non può arrivarci mai. Filipa Mendes, Pratico offre lo scarico, Narcisi che ricomincia con Bertè, ancora la 6 fuori, Masini prova a sistemare l'apertura, Pratico adesso trovata, Mendes recupera nei limiti della legge anche su Masini che si rialza un po' zoppicante, adesso deve difendere su Aresu. Sovrapposizione, scelta Coquito, Murata, seconda chance in angolo, Mendes salta un passaggio, va all'indietro, Aresu non può andare da Virdis, apre a destra, Coquito, lato, passaggio buono per Virdis, sposta su Narcisi, anche zona tiro, lascia lì per Mendes, non c'è intesa tra la 11 e la 25, non c'è campo davanti per la palla verticale di Elisa Narcisi, che però avrà la rimessa laterale. Ultimo tocco di Filipa Mendes, opportunità per Seli Gagliardo di mettere in campo Ceccobelli. Adesso è la Roma a giocare con il pallone e con il portiere di movimento. Tampa, Bertè, Vanelli ancora dentro al campo, replay di qualche azione fa, Narcisi non trova Vanelli. Il pressing della laterale protagonista nelle Filippine qualche mese fa, Pellegrini, adesso sì che il Cagliari riesce a liberare Filipa Mendes, ricomincia, Aresu in banda, Coquito, sistema ma non calcia, Aresu, apertura, Virdis, in angolo Filipa Mendes, ignorata, Pellegrini, stop e destro, annullato dal corpo di Gabi Vanelli.
Gioca Coquito, Pellegrini, Aresu, Virdis punta la porta, poi apre, Mendes imbuca, gran palla, Coquito per Pellegrini. Segna sempre la francese di mister Moreno Giorgi, una bella azione per far sorridere l'allenatore rossoblù. Altro gol nel nostro campionato per Faustin Pellegrini, sale a 14 reti nella 16ª giornata di Serie A Tesis, dopo aver segnato 0 gol invece nella trasferta importante ad Altamura. Tonga, uscita con le mani a destra, Filipa Mendes rischia di regalare uno spiacevole déjà vu al Palaconi del gol in apertura di secondo tempo di Vanelli. Virdis, buona giocata sinistro-destro, riapre, Furno. Filipa Mendes davanti Cerbone, la portoghese va da lei, Cerbone stop all'indietro, regalo per Narcisi che calcia anche in porta. Non trova i pali, non trova il gol numero 9 nel pomeriggio della Roma. Virdis rischia sul pressing di Praticò, Furno uscita davanti, non la tiene Cerbone. Bertè di prima, Praticò, suolata e palla recuperata da Filipa Mendes, compito scomodo, riesce a trovare compagne. Virdis, Furno sul secondo Cerbone, Furno taglia il campo, Virdis, punta deviata da Bertè. Due che si sono conosciute anche in nazionale, con Virdis a un passo dalla convocazione, appena 17enne al mondiale nelle Filippine. Poi non confermata nell'ultimo giro di convocazioni. Filipa Mendes, Virdis, in ampiezza Pellegrini, la vuole e adesso ottiene il pallone, ultimi 25 secondi. Virdis, Aresu in angolo, Filipa di prima, una buona idea per Filipa Mendes, con la portoghese a un passo da offrire il pallone davanti alla porta a Coquito Galvez. Filipa Mendes all'indietro, Virdis, ultimo pallone disponibile forse per il Cagliari. Filipa Mendes sistema, poi riapre, Virdis calcia, Pellegrini era riuscita ancora una volta a farla passare, ovviamente l'ultimo tocco è di Sestari. E allora 9 secondi per la possibilità di tiro del Cagliari a battere con l'angolo. Pellegrini, Aresu, Virdis, rotazione veloce, palla forte, Sestari vuole segnare anche lei, Sestari calcia in porta, lo fa lentamente, non arriva il gol numero 9 per la Roma, finisce 5-8 nella 16ª giornata di Serie A Tesis. Due squadre che si erano incrociate tante volte anche negli anni passati durante l'esperienza in Serie B. Oggi la Roma strappa 3 punti dal Palaconi, torna in continente con 42, bottino pieno o quasi, rimangono solo 2 i passi falsi della squadra di Seli Gallardo. Dall'altra parte il Cagliari trova comunque una prestazione importante contro uno dei roster più forti di questo campionato, e allora potrà prepararsi al meglio per delle partite importanti in fila. Kick-off Montesilvano e Lazio. Dal Palaconi è tutto, un ringraziamento ad Alberto Tosini per il suo lavoro alle immagini e regia, un saluto da Mattia Renna, ciao, alla prossima!